Mai si arresta il lavoro nelle miniere. Le squadre operaie vi si alternano in 2 turni, che cominciano rispettivamente al mattino e al tramonto. Fragore pulsante e continuo di martelli pneumatici. Volti sudati di uomini che hanno imparato a dominare con la tranquilla sicurezza della loro forza le asprezze di questa vita sotterranea. All'uscita da ogni turno, non esseri esausti che si trascinano verso un pesante riposo. Uomini vigorosi ritrovano le migliori energie in una ben regolata esistenza quotidiana. Poi si riprende. Stesso metodo, stessa politica. Le vecchie miniere vanno in esaurimento come stanche creature umane dai grigi orizzonti. Si smantella Serbariu, aperta nel 38. Senta lei. A me? Sì, buongiorno. Buongiorno. Il suo nome? Murgia Luigi. Da quanto tempo lavora qui a Serbariu? Dal 1938. Senta, ricorda nel 39 una troupe cinematografica che venne qui a lavorare? Sì, mi ricordo che siete venuti in visita. Le dispiace se le facciamo qualche domanda? Prego, faccia pure, rispondo molto volentieri. Grazie. Senta, quanto produceva al giorno con la sua squadra? Beh, secondo la forza del giacimento come era. E se era bello rendeva di più. Com'era retribuito? A berline, a cottimo. E oggi? E oggi è un cottimo globale. Le dispiace che si chiude Serbariu? Mi dispiace sì. Eppure è giusto che sia così. Serbariu, dopo i milioni di tonnellate che ha dato in oltre 25 anni, non ha praticamente più nulla da offrire. Muore una vecchia miniera, ne nasce un'altra, disegnata sui più moderni criteri della tecnica mineraria. È Nuragi Ficus, che si inserisce in un nuovo tempo sulcitano. Una civiltà storica, forse remota quanto la presenza stessa dell'uomo nel Mediterraneo, la civiltà dei Nuraghi. Il Sulcitano, come tutta la Sardegna, si popolò di greggi e di uomini socialmente organizzati affiancati da gente venuta d'oltremare, dotati del dinamismo di chi si dedica a traffici mercantili. I Punici, di cui testimonia questo Topet, tempio dedicato a sacrifici di fanciulli per placare gli dei. Poi la grande cenere dei secoli intorno al 1000. Ma sotto quella cenere rimase la brace delle virtù storiche del popolo sardo. La laboriosità di chi stringe pezzo a pezzo il latte cagliato, l'arditezza d'animo di chi guarda il mare aperto e non ne teme l'avventura. Finché tra cardi, sassi e sterpaglie non affiorò da quel primo tempo sulcitano, antichissimo, il nero lucido del carbone. Oggi un fermento lievita in tutta la zona. Gli uomini si vanno costruendo il loro nuovo migliore destino. Altra sarà quindi la condizione umana dei sulcitani. Quale? E soprattutto come organizzata? È una domanda che giriamo all'avvocato Sette, presidente della Carbo Sarda. Vuole, presidente, essere così cortese da darci con una risposta l'avvio alla nostra indagine? Volentieri, ma la sua domanda è talmente ampia e richiama argomenti di così vario interesse che si rende necessario, a mio parere, un chiaro punto di partenza. Sì, certo. Questa terra ha nel suo seno una grande riserva energetica.
si valuta a circa 600 milioni di tonnellate di carbone, calcolando soltanto i giacimenti già accertati. Tuttavia ci sembra di sapere che non è da molto tempo che si chiede carbone al Sulcis, è vero? Infatti, le miniere sono molto giovani, esse datano da appena 30 anni e l'escavazione fu portata a notevoli dimensioni in poco tempo. In tanto poco tempo da provocare fenomeni di disegno e struttura che hanno lungamente pesato sulla vita della società. E questo sempre? Veramente no. Finché si è trattato di estrarre carbone in regime autarchico, problemi non ne sono esistiti. Non ne sorsero neanche nell'immediato dopoguerra, data l'estrema difficoltà di approvvigionamento dall'estero. Ma quando i rifornimenti di materie prime e combustibili si normalizzarono, si affacciarono i problemi, specie quelli dei costi di estrazione. Tanto che nel 1957 il governo italiano decise di formare una nuova amministrazione per la Carbosarda con il compito di studiare le possibili soluzioni di risanamento. Qui ci permetterà una domanda, diciamo così, secca. È vero che il carbone del Sulcis non è della migliore qualità? È un carbone da vapore. Sul suo impiego e sulle difficoltà imposte dall'utilizzo si sono raccontate molte cose, quasi tutte inesatte, perché la tecnica moderna ha permesso di superare brillantemente ogni difficoltà che si opponeva allo sfruttamento di questo carbone. D'altra parte, chiudere le miniere sarebbe stata una troppo semplice soluzione del problema ed avrebbe significato la cancellazione dalla carta geografica della città di Carbonia, formatasi nel 1938 ed anni successivi ed avente nel 1958 una popolazione di circa 50.000 persone e la cui esistenza è decisiva per un interland economico forte di altri 100.000 abitanti. Da tutte le province d'Italia, anche le più lontane, furono sollecitati minatori per le nuove miniere sarde. In brevissimo tempo in più di 15.000 vennero qui a lavorare, a godere di un tetto, a configurarsi e a costruirsi una nuova vita. Carbonia fu posta all'ordine del giorno della nazione e vi rimase per molti anni. Improvvisamente un vento, ma la casa era stata costruita e come in tutte le case degli uomini, lì vi era passata la vita con le gioie, i dolori, i ricordi tenaci e tutto ciò che di un suolo, anche se aspro e sudato, ne fa una patria. 16.000 uomini non potevano essere umiliati, non potevano essere dichiarati superati come una merce. Il problema del risanamento della Carbosarda fu quindi affrontato nel 1958 con uno studio che, rappresentando altre soluzioni, ne raccomandava come unica possibile ed al limite, ripeto, al limite, quella che poi fu adottata. Eccoci a nord del bacino del Sulcis. Si profila quel poco che affiora di ciò che sotto si sviluppa e si organizza come miniera moderna. Si chiama Seruci. Seruci, Serbariu. Due suoni tanto vicini da sembrare un'allitterazione. Due località dello stesso territorio, non molto distanti tra loro. Tuttavia due miniere appartenenti a due tempi diversi, a due mentalità, due metodi, due politiche diverse. Lontane tra loro più dei 15 chilometri che le distanzia, dissimili più dei 25 anni che le separa. Unica eredità, gli uomini, quei minatori che sono rimasti qui, piantati come i cardi selvatici che dicono di no, perfino al forte vento della Sardegna. Non li vedi se non quando arrivano o partono, perché poi si incorporano alla montagna, la strutturano, la governano, pronti a difenderla fino in fondo, per un tenace e misterioso vincolo che sa di passione. Alcuni dicono che la miniera è una cosa viva, un animale. Che tipo di animale è? Feroce da addomesticare, mansueto da allevare? Com'è? È un animale non mansueto affatto, ma che la volontà dell'uomo cerca di dominare con la sua intelligenza. In fondo, la risposta che ci attendevamo. Questo è il sentimento che i minatori hanno della loro miniera. Più singolare invece è una frase dell'ingegner Carta, direttore generale della Carbosarda, il quale ha affermato che sarà felice il giorno in cui più nessun minatore scenderà nei pozzi. Vuole ingegnere spiegarci il significato di questa affermazione? Sì, fu 2 anni fa circa. Al termine di una trattativa sindacale dissi queste parole. Ma ora ricordo che 10 anni fa Ungaretti, qui in visita alla miniera di Seruci, con un gruppo di letterati e di poeti, al termine di una mia esposizione su quanto andavamo programmando sulla meccanizzazione, disse: ma in fondo l'uomo non è fatto per vivere all'inferno. Perfetto. E dissi e spiegai
che ciò che volevamo fare era proprio di aprire una porta al purgatorio. E qui a Seruci questo purgatorio per i lavoratori, per i minatori, come l'avete realizzato? Beh, cerchiamo di eliminare, nei limiti del possibile, lo sforzo fisico dell'uomo sostituendolo con la forza dei cavalli vapore.